Io ero un ultras del Torino, adesso non lo sono più, il calcio è sporco, non lo seguo più. E già da questa frase ti fermi un attimo a ragionare. Poi però è andato avanti, ha proseguito, non posso neanche più permettermi di seguire il calcio, non mi è rimasto più niente. E quando mi ha detto questa frase ovviamente mi sono fermato un secondo e ho cercato di riflettere. E lui ha proseguito col suo racconto. Ho 4 figli, uno è autistico e sia io che mia moglie siamo senza lavoro. Lo abbiamo perso per colpa della crisi o forse anche per colpa di chi, approfittando della crisi, ha distrutto il nostro paese, ha distrutto le leggi sul lavoro e ha messo un sacco di gente in mezzo a una strada. Sono stato sfrattato, oggi c'è un tetto e solo perché la Chiesa ci ha trovato una casa. Si dice che Dio vede e provvede, ma lo Stato dov'è? Queste sostanzialmente le sue parole. Nel salutarlo mi ha detto: se vuoi, se puoi, scrivilo nel tuo articolo, racconta anche queste cose. La mia giornata a Torino è iniziata così, con un ultras del Toro, un mio rivale a livello sportivo, che con dignità mi ha raccontato la sua storia, la storia della sua miseria, con lo spirito di chi si rende conto di stare vivendo un'ingiustizia. Mi rendo conto che questa è una storia che una trasmissione sportiva non dovrebbe raccontare, perché non riguarda il calcio, però io ho voluto fare una eccezione per questa volta, perché comunque sono rimasto colpito e sostanzialmente sono andato allo stadio con uno spirito diverso. Ho deciso di raccontarla senza sapere se Aldo mi sta ascoltando, perché a lui non ho detto neanche, non ho promesso nulla e non ho detto nulla, ma di Aldo ce ne sono tanti, ce ne sono troppi nel nostro paese e so che alcuni di loro sicuramente in questo momento mi stanno ascoltando. Sportivamente parlando, diciamo che mi piace pensare che ieri Aldo sia stato felice per la vittoria del Torino e questo rende per me da juventino la sconfitta, diciamo, un po' meno amara. Personalmente, ma anche a nome di Radio Padania Libera, voglio dire a tutti voi di non mollare. Noi non molleremo mai, per voi e per noi, e continueremo a raccontare le vostre storie, facendo ogni tanto magari qualche eccezione. Mi scuso di nuovo se per questa uscita, che sono uscito un attimino dal seminato dello sport, ma me la sentivo proprio di farla. E torniamo subito a parlare di calcio, andando a riepilogare i risultati sportivi di questo weekend calcistico che è stato comunque abbastanza interessante e ricco di spunti. Udinese-Milan 2-1, gol di Pinzi e Badu per l'Udinese, di Pazzini per il Milan. Inter-Roma 2-1, rete di Hernanes e di Cardi per i nerazzurri, gol di Nainggolan per i giallorossi. Questo per quanto riguarda la giornata di sabato. Nella giornata di domenica invece Atalanta-Empoli è finita 2-2 con molte polemiche, c'è stata anche una rissa a termine della partita nella quale German Dennis ha colpito con un pugno il difensore dell'Empoli Tonelli, rompendogli il naso. German Dennis, è notizia di oggi, è stato squalificato per ben 5 giornate dal giudice sportivo. 2-2 che ha visto come protagonisti Saponara e Maccarone per l'Empoli e Gomez e proprio Dennis per l'Atalanta. Genoa-Cesena 3-1, reti di Bertolacci, Perotti e Pavoletti per il Genoa, di Carbonero per il Cesena, espulso Zeduardo del Cesena al 92esimo. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, Lazio-Chievo 1-1, gol di Klose e di Paloschi, partita che sostanzialmente regala quasi definitivamente, se non definitivamente, lo scudetto alla Juventus, in quanto la Lazio non è riuscita ad approfittare dello scivolone dei bianconeri in casa del Torino e quindi in questo momento le distanze sono di 14 punti. È praticamente difficile, è impossibile che i laziali possano inseguire un sogno scudetto, mentre resta ancora aperta la lotta per la Champions League e la sfida per il primato di squadra capitolina con i giallorossi della Roma. Parma-Palermo 1-0, il Parma sblocca ancora, vince ancora con Nocerino, per una partita che sembra non possa dire nulla per la classifica, ma che comunque regala una soddisfazione ai tifosi ducali. Torino-Juventus, come abbiamo già detto, è terminata 2-1 con gol di Pirlo per la Juventus e di Darmian e Quagliarella in rimonta per il Torino, in uno stadio tutto esaurito. Verona-Sassuolo 3-2, Gomez e doppietta di Toni per il Verona, autogol di Moras e rete di Floro Flores
per il Sassuolo. Ricordiamo che è stato anche espulso il portiere del Verona, Rafael. Fiorentina-Cagliari 1-3, una sorpresa, la sorpresa della giornata. Il Cagliari, orfano di Zeman, che finalmente ha lasciato la panchina dei rossoblù, espugna l'Artemio Franchi in una sfida che sembrava essere chiusa a favore della Fiorentina. Doppietta di Coppa e gol di Farias per il Cagliari, rete di Gilardino per i toscani. Napoli-Sampdoria 4-2, risultato pirotecnico che ha visto come protagonisti Gabbiadini, ex di turno, Higuain, Insigne per il Napoli, mentre per la Sampdoria c'è stato il gol di Muriel e l'autorete di Albiol, giocatore del Napoli. Higuain è stato autore di una doppietta e di una partita particolarmente importante. Andiamo quindi a ripilogare quella che è la classifica della Serie A dopo la 32esima giornata appena giocata. Juventus a quota 73, 14 punti di vantaggio sulla Lazio che ferma a quota 59, tallonata dalla Roma a quota 58 in quella che è una sfida, come abbiamo già detto, per il primato capitolino. Per quanto riguarda invece le squadre successive, il Napoli a quota 56 si è avvicinato di molto alle due romane e probabilmente cercherà di effettuare un sorpasso nelle ultime giornate, mentre la Sampdoria, la quinta in campionato, a quota 50 sembra che debba dire addio a qualsiasi velleità di qualificazione in Champions League. Dovrà anche guardarsi le spalle la squadra del presidente Ferrero, del pittoresco presidente Ferrero, da Fiorentina, Genoa e Torino, che la inseguono a quota 49 per quanto riguarda la Fiorentina e rispettivamente a quota 47 punti per Genoa e Torino. Ricordo che solamente la quarta, la quinta e la sesta in questo momento saranno ammesse alla prossima Europa League, quindi la sfida è molto aperta tra queste quattro squadre. Segue leggermente distaccata l'Inter a quota 45, cioè a 5 lunghezze dalla Sampdoria e a 4 lunghezze dalla Fiorentina, che attualmente è sesta in campionato. Inter che è reduce da 2 pareggi e 2 vittorie, che quindi sta cercando di migliorare quella che è la sua marcia in ottica di raggiungimento di una qualificazione alle prossime competizioni internazionali. Dietro l'Inter c'è il Milan, un Milan che ha perso in maniera pessima contro l'Udinese, addirittura Inzaghi ha costretto i giocatori a un ritiro forzato dopo che si è sperimentata una netta frattura tra lo spogliatoio e il giocatore e l'allenatore. Alcuni dei giocatori del Milan sono apertamente contro l'allenatore della squadra rossonera. E di oggi era la notizia dell'arrivo del magnate thailandese B Taj Bambul, adesso dire il nome per me è un po' difficile, che dovrebbe rilevare le quote del Milan. C'è stato un nulla di fatto, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Io ricordo che se per caso il presidente thailandese avesse qualche milione da regalarci, noi di Radio Padania Libera siamo sempre pronti a farci sponsorizzare nel caso, ci fa sempre comodo. Se non fossero d'accordo magari quelli di Radio Padania Libera, mandateli direttamente a me che i soldi mi fanno comodo. Proseguendo invece con la classifica, Palermo a quota 41 punti, ormai non ha praticamente più nulla da dire al suo campionato dopo la sconfitta con il Parma di oggi. Il distacco dalle squadre impegnate ad inseguire la prossima Champions League è troppo alto. Dopo il Palermo, il Verona a quota 39, l'Udinese a quota 38, il Chievo a quota 37, il Sassuolo a quota 36 e l'Empoli a quota 35 sono ormai certi di aver raggiunto una salvezza tranquilla dopo una stagione che è stata caratterizzata da parecchi alti e bassi, ma che sostanzialmente ha permesso alle squadre appena citate di raggiungere quello che era l'obiettivo stagionale. Obiettivo stagionale che non è ancora stato raggiunto dall'Atalanta. Atalanta ferma a quota 31 punti dopo il pareggio di ieri. Gli orobici sono reduci da un pareggio, una sconfitta, una vittoria e altri 2 pareggi nelle ultime 5 gare, quindi un andamento piuttosto lento, piuttosto a ritmo ridotto.
ma fino ad ora hanno beneficiato delle carenze delle ultime 3 in classifica, ovvero Cagliari, Cesena e Parma. Cagliari a quota 24 punti, Cesena a quota 23 punti e Parma a quota 16. Se i ducali sono praticamente certi di retrocedere e di fallire, quindi per loro questo campionato non ha praticamente nulla da dire se non a livello di orgoglio personale, diciamo che Cesena e Cagliari possono ancora cercare di inseguire una salvezza che in questo momento è molto difficile. Soprattutto i sardi, che ieri hanno vinto battendo la Fiorentina in trasferta, sembrano essere rinati dopo che se n'è andato Zene Zeman. L'arrivo di un nuovo allenatore più vicino allo spogliatoio e più vicino magari anche a quelle che sono le dinamiche di uno spogliatoio come Gianluca Festa, sembra aver dato i suoi frutti. Vedremo se è solamente un fuoco di paglia, se è stato solamente l'entusiasmo di una gara, o se magari la Fiorentina era stanca per i risultati ottenuti in Europa League, per l'impegno di Europa League di giovedì scorso, ma in questo momento si può dire che il Cagliari ha dato una scossa al suo campionato battendo i toscani a Firenze. Quindi l'Atalanta dovrà guardarsi un attimino ancora alle spalle, ancora per un po', soprattutto perché resterà orfana nelle prossime 5 giornate, ne mancano 6, del suo cannoniere principe, che è German Dennis, che ha commesso una sciocchezza andando a colpire un giocatore dell'Empoli, Tonolli, al termine della partita in spogliatoio. Ci sono stati alcuni dirigenti dell'Atalanta, in particolare segnatamente Pierpaolo Marino, che hanno cercato di difendere il giocatore dicendo che Dennis sarebbe stato comunque insultato e offeso. Devo dire che comunque un giocatore della sua esperienza a 33 anni dovrebbe anche essere in grado di evitare di compiere una sciocchezza simile, soprattutto a partita finita. Tonelli ha rotto il naso, Dennis il suo orgoglio l'ha vendicato, se eventualmente c'era qualcosa da vendicare, però chi ci perde è l'Atalanta, che non avrà il suo bomber nelle gare decisive per questa stagione. Mi permetto adesso di tornare un attimino su quella che è stata la cronaca della partita tra Juventus e Torino, il derby. Si è parlato molto in queste ore di quelli che sono stati gli incidenti prima e durante la partita, e se ne è parlato, come purtroppo spesso accade, abbastanza a sproposito. Io ho avuto la fortuna di essere presente allo stadio, ero inviato di Radio Padania Libera, ero inviato di Calcio Parlando, e quindi ho potuto assistere un po' a quasi tutti gli scontri. Ci sono da fare delle premesse di cronaca che secondo me sono fondamentali prima di andare a discutere di quello che bisognava fare, si poteva fare o di quello che andrebbe fatto. Innanzitutto io mi sono recato allo stadio tranquillamente, a piedi, senza nessun tipo di problema. I problemi che ho incontrato sono stati semplicemente di gestione della logistica da parte di qualcuno che doveva gestire meglio l'evento e che non è stato in grado di gestirlo. Ci sono stati degli autobus che sono stati fermati, l'autobus della Juventus è passato attraverso un percorso che l'ha portato a incrociare i tifosi del Torino, che effettivamente, basta guardare le immagini, si sono comportati come delle bestie, andando a prendere a sassate, a sputi, a calci, insultando in maniera invereconda i pullman della Juventus e i giocatori che in esso c'erano. E soprattutto allo stadio si è assistito a quella che è stata in realtà una grande festa del tifo, perché i tifosi del Torino erano presenti in massa, funestato da alcuni incidenti che probabilmente si sarebbero potuti evitare, e vi spiego qual è il mio punto di vista, che cosa ho potuto testimoniare visivamente. In primo luogo, nessuno si era accorto all'inizio della gravità dell'esplosione della bomba carta che ha ferito 10 tifosi del Torino. C'è stato un tam-tam attraverso quelli che erano le radioline degli steward, che riportavano che una bomba carta lanciata dai tifosi della Juventus era finita in mezzo agli spalti dei tifosi del Toro e avesse appunto creato questi feriti. In realtà, a quanto stanno le indagini, sembrerebbe che la bomba carta sia esplosa semplicemente nelle mani dei tifosi del Torino che la stavano preparando, andando a far saltare per aria alcuni seggiolini che hanno ferito i tifosi stessi.
Non c'è da dire se lo sono meritato, gli sta bene, perché comunque si spera sempre che non succeda. C'è da dire che le bombe carta sono state più di una, sono state almeno 5 o 6, le ho sentite io con le mie orecchie, quindi sono testimone, e che la confusione legata alla paternità di queste bombe carta era dovuta dal fatto che effettivamente c'è stato un continuo lancio di oggetti tra le due tifoserie, tra il settore ospiti, dove c'erano un gruppetto di ultra della Juventus, non erano tantissimi, in uno stadio strapieno di tifosi del Torino. C'è stato un lancio di oggetti continuo, sono volati alcuni bengala dalla curva della Juventus verso i tifosi del Torino, e quindi probabilmente, essendo i bengala la cosa più visibile, molta gente si è fatta un attimino suggestionare. La realtà dei fatti è che la cosa grave è che molte persone sono andate a guardare la bandiera, il colore della maglia, l'hanno fatto anche molti giornalisti, quindi andando a dire bisogna squalificare la Juve, bisogna squalificare il Torino, adesso che è saltato fuori che non erano stati tifosi della Juve sarebbe il caso di chiedere scuse, eccetera eccetera. La verità è che le persone che in quello spicchio di stadio hanno continuato a lanciarsi insulti, a lanciarsi seggiolini, a lanciarsi di tutto, indipendentemente dalla paternità di chi ha lanciato la bomba, sono soltanto degli imbecilli, non sono dei tifosi di Juventus o di Torino, sono delle persone che creano danno alla collettività. Questa è la verità, perché comunque chiunque era presente alla festa di questa partita non può non essere rimasto scioccato da quello che ha assistito, ed è un vero peccato. È un vero peccato, come un vero peccato che da un lato i giornalisti abbiano subito cercato di tirare acqua al loro mulino, andando a dare delle notizie senza averle verificate sul campo. Ma soprattutto in secondo luogo perché moltissimi lettori, moltissimi spettatori, chiamateli come volete, anche persone che hanno scritto a me sul mio profilo, siano andate a sviscerare quello che era il colore della maglia, per dire no, così noi non meritiamo la squalifica del campo, noi non sono stati gli altri. No, la verità è che chiunque ha assistito a quegli scontri, se è un attimino razionale, lo dovrebbe dire da una parte, e dall'altra quella gente lì nello stadio non deve più entrare. Così come non dovrebbero entrare le bombe carte, certi cretini non dovrebbero entrare, perché la cosa più intelligente da fare quando si è in uno stadio è tifare la propria squadra, e nel momento in cui si viene insultati prendere e girarsi, lasciare perdere. Non si può continuare ad andare a inseguire una guerra che non ha senso. Quando c'è stato il gol della Juventus, ho visto un tifoso della Juventus da solo, un ragazzino, che è stato dovuto portare via perché si è messo a esultare prendendo in giro tutti i tifosi del Torino intorno a lui, che a un certo punto l'hanno preso a mali parole. Si dice che questo tifoso abbia il diritto di tifare, di dire quello che pensa. Sì, da una parte è vero, però se imparassimo anche il buon senso, per cui io esulto per me e non contro qualcun altro, probabilmente avremmo un tifo migliore. E questo era quello che volevo riportarvi io in quanto testimone oculare di quello che è stata comunque una partita tranquilla e serena, nonostante quello che alcuni giornali hanno cercato di lasciare intendere, perché il lancio di oggetti è stato circoscritto a pochi cretini che volendo si possono tranquillamente identificare. Sicuramente ci sono delle responsabilità anche di chi ha gestito l'evento, perché i tifosi di Torino e della Juventus erano a stretto contatto, c'erano solamente 2 o 3 file di seggiolini che li separavano gli uni dagli altri, quindi il lancio indiscriminato di oggetti era abbastanza scontato. Devo dire che comunque non è stato fatto un buon servizio né a livello di informazione né a livello di gestione dell'evento. Speriamo che questo non succeda più. E con questo chiudo la parentesi. Vi vado ora a ricordare quelle che saranno le sfide del turno infrasettimanale, la 33esima giornata di Serie A. Si gioca martedì 28 aprile la prima sfida tra Udinese e Inter alle ore 20:45 allo Stadio Friuli. Nella giornata di mercoledì invece sono previste Milan-Genoa, Chievo-Cagliari, Palermo-Torino, Lazio-Parma, Juventus-Fiorentina, Cesena-Atalanta, Sampdoria-Verona e Sassuolo-Roma. Tutte le sfide verranno giocate alle 20:45. Ricordo tra queste gare soprattutto Juventus-Fiorentina, dove in caso di pareggio da parte dei bianconeri
la squadra di mister Allegri si laureerebbe campione d'Italia, quindi a Torino potrebbero esserci dei festeggiamenti non di poco conto. Altra sfida sicuramente di cartello è quella tra Cesena e Atalanta. Ultima spiaggia per i giocatori del Cesena per cercare di inseguire la salvezza, mentre l'Atalanta potrebbe rendere la sua classifica molto più tranquilla. Chiude la 33esima giornata di Serie A Empoli-Napoli, che si giocherà alle 20:45 di giovedì prossimo. Direi che per questa sera è tutto. Graziano Campi e la redazione di Calcio Parlando vi ringrazia, siamo stati felici di essere stati con voi e ci sentiamo sabato prossimo alle ore 13. Avete ascoltato Calcio Parlando. Flows like a river, just keeps on living with all their memories. Shame, you're so heartbroken. Now you're scared to open and give your love again. And now anticipation waits for love.